Sull'asfalto di via Schiavonesca direzione Montebelluna ci sono i frammenti di quello che resta della Kawasaki di Matteo Moretton. Nel canale invece la moto di grossa cilindrata incastrata nel fondo del fiumiciattolo. La polizia stradale intanto fotografa il casco della vittima morta sul colpo. Da quello che si vede dalle immagini, l'impatto è stato violentissimo. Basta guardare la parte anteriore della Kawasaki, andata distrutta quando viene sollevata dal fondo del canale. Per il 26enne di Montebelluna purtroppo non c'è stato nulla da fare per le gravi lesioni riportate. I soccorsi del SUEM sono arrivati sul posto dopo pochissimo tempo, allertati dagli automobilisti che si sono fermati a soccorrere l'uomo, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La dinamica: in un primo momento si era pensato che il ragazzo fosse stato tamponato da un'auto fuggita dopo l'impatto, ma dopo altri accertamenti da parte della polizia stradale di Castelfranco e ascoltati alcuni testimoni, la vittima avrebbe perso il controllo della motocicletta, abbattendo prima una recinzione per diversi metri, finendo la sua corsa nel canale. Si ipotizza che il motociclista possa essere stato colto da un malore mentre era in sella al suo mezzo. La fuoriuscita di strada è avvenuta in un tratto rettilineo e questa per ora sembra essere l'ipotesi più plausibile, senza escludere però un guasto meccanico o un eventuale ostacolo sulla strada che lo abbia costretto ad una manovra brusca, tanto da farlo perdere il controllo della moto.